Grazie all'assessore, grazie a Elena e ai colleghi altri che sono presenti. E oggi abbiamo avuto un incontro con la preside Antonella Di Bartolo, alla quale abbiamo voluto scrivere una dedica. Cara preside Antonella Di Bartolo, con il suo libro Domani c'è scuola ci ha donato non solo pagine di racconto, ma una testimonianza di impegno, di dedizione e di speranza. Il suo lavoro quotidiano nella scuola è un faro di luce per tanti studenti e famiglie, un esempio di come l'educazione possa davvero cambiare il destino delle persone. Grazie per il suo coraggio, per la sua dedizione instancabile e per averci ricordato che la scuola è il luogo in cui si coltiva il futuro. Con grande affetto e gratitudine, il liceo statale Enrico Boggioleri. Quando vince il concorso da preside, Antonella Di Bartolo scopre la sua vocazione profonda: fare della scuola il motore del cambiamento civile e culturale degli studenti di un quartiere intero. Beh, questo incontro di oggi è stato sicuramente un'esperienza unica perché ci ha dato l'opportunità di portare veramente nella nostra realtà quotidiana qualcosa di cui abbiamo soltanto letto. Bene, questo secondo me ci è stato utile anche un po' per umanizzare quella che è l'istituzione scolastica che è qui per noi tutti i giorni, un po' avere contezza di quello che è l'impegno che ci sta dietro alle cose che noi viviamo quotidianamente, a volte anche un po' con la sensazione dell'obbligo. Invece questo ci ha dato proprio la sensazione, la percezione di quanto questo sia un diritto che non ci deve essere negato e anzi, soprattutto di quanto le persone dietro l'istituzione scolastica si impegnano per far sì che questo sia possibile.